Quarta corsa dall'Ippodromo del Savio di Cesena, una prova per femmine di 3 anni, non vincitrici di 3.000 euro in carriera con i Gentleman in salchi. Sono in 12 al via, 1 Catalina, 2 Cortina, 3 Cash Casia, 4 Cecilia Jet, 5 Caipirinha Fi, 6 Carlotta Jet, in seconda fila 7 Cash di Venere, 8 Carbonella, 9 Casablanca B, 10 Crazy Light Vaio, 11 Celiaz, 12 Casargo Rob. Cavalli che vanno a disporsi dietro le ali della macchina. Autostart che va ovviamente a raccogliere tutte le 12 giumente. Parte con molta cautela dalla seconda fila Celiaz. E l'autostart entra in dirittura e li lascia con l'errore da parte di Cash Casia. Sbaglia anche Cortina, va al comando Cecilia Jet nei confronti di Caipirinha Fi, che scende secondo la corda sulla rottura di Catalina. Ecatombe di errori. In terza posizione lungo i birilli c'è Matteo Zaccherini con Carbonella che si infila di dentro a Caipirinha Fi. Resta seconda così Carbonella alle spalle della leader Cecilia Jet, che dopo 215,7 ha sensibilmente stoppato. Arriva però Caipirinha Fi e deve riallungare Cecilia Jet. I primi 400 della testa della corsa passati in 31,4. Cecilia Jet in vantaggio nei confronti di Carbonella. All'esterno Caipirinha Fi, quindi lungo i birilli ancora Carlotta Jet. Anzi, poi avanza al largo Celiaz dalle retrovie, si mette in terza ruota la leva di Leonardo Vastano che cerca di recuperare sulla testa della corsa. Davanti alle tribune in vantaggio Cecilia Jet nei confronti di Carbonella, al largo Caipirinha Fi, va a fare la seconda pariglia all'esterno Carlotta Jet, lasciando in terza ruota scoperta Celiaz che continua ad avanzare in mezzo alla pista, cercando di portarsi su Cecilia Jet che dopo 800 in 1, 3-1 ha ricominciato a camminare. La curva di destra passata in 15-8, Cecilia Jet in vantaggio nei confronti di Carbonella, di Caipirinha Fi, fa fatica Celiaz, lungo i birilli c'è sempre Carlotta Jet, a 500 dalla conclusione, spara la dritta di là in maniera importante Cecilia Jet, 14,3 la frazione e guadagna margine nei confronti di Carbonella e di Caipirinha Fi, mentre galoppa Celiaz. In quarta posizione rimane 11, Carlotta Jet a 250 dalla conclusione, è in vantaggio Cecilia Jet, è in chiaro vantaggio nei confronti di Carbonella, di Caipirinha Fi e di Carlotta Jet. A 100 dalla conclusione ha chiuso la partita Cecilia Jet e Filippo Esposito che vengono a vincere comodi nei confronti di Carbonella. Per il terzo ancora Caipirinha Fi. 1:16,6, 2:2,4 il successo di Filippo Esposito con Cecilia Jet, i colori del signor Francesco Pio Pastore. L'assunto in percorso di testa la figlia di Naglò e Giorgia Baby, che replica il bel successo effettuato un paio di prestazioni fa a Ponte Cagnano. Esultante Filippo Esposito in salchi che porta al palo la sua allieva in cost to cost nei confronti di Carbonella che è buona seconda, mentre per il terzo ancora Caipirinha Fi.